La Gattopardo dei giovani non smette mai di stupire. I palmesi, senza parecchi titolari, battono di misura 1-0 il Sant'Agata e la seconda vittoria di fila per i gialloblu è ancora per 1-0. Per Lo Galbo e compagni sono 3 punti fondamentali per la salvezza, ottenuti contro una diretta concorrente nella permanenza in eccellenza. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, con una leggera supremazia territoriale dei locali ed una Sant'Agata che prova a pungere in contropiede, la ripresa offre spunti interessanti per cambiare le sorti del match. Ospiti pericolosi soprattutto sui calci da fermo, con Nucifora dalla mira imprecisa. Il pari sembra il risultato più giusto per una partita con poche emozioni, ma al 22esimo la Gattopardo passa in vantaggio con il colpo di testa di Loggia, che trafigge Bucca. Una rete liberatoria che fa esplodere di gioia la panchina della Gattopardo. L'attaccante Valenza ci prova al minuto 28 senza fortuna. Il finale di gara è di marca ospite. Al 30esimo Caponnetto calcia fuori. Chance anche per Patti su punizione, il risultato non cambia. Al 40esimo ancora il numero 8 del Sant'Agata cerca ma non trova il pareggio. La Gattopardo vince e fa un altro importante passo in avanti per raggiungere prima possibile la quota salvezza. Il Sant'Agata rimane in zona play-out ma ha tutto il tempo e i mezzi per risalire in classifica. Le interviste del dopogara di Giusy Terrasi. Mister Balsamo, un breve commento su questa performance del Gattopardo. Sicuramente oggi era una gara importantissima ai fini della classifica, perché era uno scontro diretto vero e proprio. Abbiamo incontrato una squadra che ha pensato esclusivamente a non prenderla, in quanto giustamente loro venivano dalla sconfitta interna e hanno cercato di bloccare il risultato sullo 0-0. Noi siamo partiti a stento e anche perché loro si chiudevano bene, poi siamo stati bravi nella ripresa a uscire fuori fino al nostro gol, che è stato meritato, quindi la vittoria dico che è stata meritata. Mister Bongiovanni, cosa è mancato al Sant'Agata per raggiungere la vittoria oggi? Eravamo rimaneggiati, poi abbiamo perso anche 2 o 3 giocatori per infortuni al secondo tempo e diciamo che il risultato giusto sarebbe stato il pari, poi abbiamo commesso un'incertezza difensiva sul gol loro che ci è costata la partita. Come commenta questa giornata positiva per la Gattopardo? Ma sicuramente, come ha detto lei, l'importante era portare un risultato positivo, che fossero 3 punti in classifica per fare un bel passo in avanti. Diamo continuità all'importante vittoria che abbiamo fatto domenica scorsa all'Esteneto. Non è che oggi sia tantissimo soddisfatto sull'andamento della gara, perché certo si sono fatte pesare le assenze che avevamo per squalifica, però io credo che soprattutto nel primo tempo la squadra si è adagiata al loro gioco.